Benvenuti alla prima puntata del corso multimediale di Traduci in sapienza. Oggi tradurremo le frasi di maggior uso nella vita quotidiana. Come, scusa? Che vuoi dire? Chiare. Scusi, la mia attenzione è stata da altro catturata. Potrebbe gentilmente ripetere, grazie. Chi? Scusa, dicevi? Ero distratto. Chi è? Mannaggia a me. Onnutelo. Scusa, il tuo modo di fare mi arreca leggero disturbo. Finisce a dire che è. Per rispondere ad un'offesa materna. Ma che ci metti, paglia? Percepisco una leggera litosi. Ma che c'hai l'aria in mucca? Guarda, sei incredibile. Scassato che sei. Le tue capacità neurali sono pericolosamente compromesse. Ma che c'hai concedato in testa? Le tue idee non mi soddisfano. Ma va levate va. Lei soffre di un'infezione venerea. Ma che c'hai che ti? Forza su, si parte! Un tempo tu. Adesso 3 modi per dire. Sbrigati, sii veloce. Ci stai facendo perdere tempo. Moti, all'esti, annaghi. Stai perdendo un po' troppo tempo per i miei gusti. Ma che fate, sta menando? Sei una persona che gode della mia massima ammirazione. Minchia, lo stai così. No, non ci casco. T'ha detto un culo. Mi spiace, ma non posso esserti utile. Ma manco che ti metta a pecorina. Questo suo uso spropositato del clacson lo trovo decisamente fuori luogo. Tesoro vecchio suona. Cameriere, mi scusi, credo che il suo conto sia leggermente salato. Quanto? Barista, il caffè che mi ha servito è troppo ristretto. Che è scandato sto caffè. Barista, questo caffè è troppo lungo. Un zuppone mi facesti. Hai ammirato la potenza di quel tiro in porta? Minchia rosofonetto. Sei stato un ingenuotto. Ma che nascista eri? Mi auguro che la tua dipartita accada molto prima della mia. Io da besteri. È da molto tempo che non ci vediamo. Che fine hai fatto? Anco vivo sì. Dopo un'intensa giornata lavorativa, quello che ci vuole è un happy hour. Noi vediamo aperitivo. Ma guarda un po', Dai chi c'è qua? il tuo atteggiamento è alquanto ambiguo. E puppo. Nonostante questo evento traumatico, fatti forza, perché la vita continua. Oh piglia e mangiamo chiù.